Condizionata per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, 1 Artiglio dei Venti, 2 Amber TR, 3 Angelico, 4 Athos Lakshmi, 5 Ascogriff, 6 Iron Mabel FM, seconda linea, 7 Alabama Jet, 8 Azzurragad, 9 Azzardete, 10 Astrolabio Car, 11 Argentina Lux, favore in chiusura per Artiglio dei Venti, Marco Stefani, sediolo numero 1. Artiglio dei Venti subito in vantaggio, attaccato al largo da Scogriff. Numero 6 Iron Mabel FM squalificato. Numero 1 Artiglio dei Venti squalificato. Che guida con Jenny Riccio. In seconda posizione c'è Amber TR, poi numero 7 Alabama Jet squalificato. Del favorito dopo all'attacco della prima curva praticamente sbagliato Artiglio dei Venti. Ora prende vantaggio a Scogriff che completa il quarto iniziale in 29-3. Sta facendo andatura per cercare di mettere in difficoltà gli avversari che sono cappeggiati da Amber TR ed Athos Lakshmi, poi Azzurragad ci sembra di intravedere, anzi Azzardete in quarta posizione alla corda, 44,8 il passaggio ai 600 con leader sempre il numero 5 a Scogriff. Passaggio davanti alle tribune, Ascogriff in testa, in seconda posizione si mantiene Amber TR, poi all'esterno prova a spostare Athos Lakshmi, ma rimane ancora alla corda. Si fa la piegata ancora all'interno, poi sposta all'esterno, ma è anticipato proprio da Amber TR, che a sua volta va sul leader dopo 1 chilometro in 1:15,1 e lo impegna, lo appariglia completamente a 500 dal palo, seguito da Athos Lakshmi. Si avvantaggia Amber TR a 400 dalla conclusione e deve vedersela ora con Athos Lakshmi che scatta al suo esterno mentre cala Ascogriff. Athos Lakshmi raggiunge Amber TR al completamento della piegata e i due in lotta. A 200 dalla conclusione entra in vantaggio Amber TR, ma lo attacca con decisione Athos Lakshmi, mentre all'interno trova il varco anche Angelico. Finale con Angelico che all'interno è attaccato da Athos Lakshmi, sul palo forse Angelico, ma è un arrivo serrato. I due testa a testa sul traguardo con Angelico e Athos Lakshmi che finiscono praticamente sulla stessa linea. Andiamo a rivedere l'arrivo con impressione che comunque Angelico riesca a vincere all'interno. Athos Lakshmi ci prova, ma sul palo vediamo qui ancora in vantaggio di una incollatura l'allievo di Manuel Pistone e sul traguardo conserva ancora una testa di margine nei confronti di Athos Lakshmi, mentre al terzo chiude Amber TR. Raddoppio così di Manuel Pistone che chiude con Angelico, 6,48 la quota al totalizzatore. Il training del fratello Peppe Pistone, la quota al totalizzatore 6,48. È tutto per questo convegno di corsa, l'appuntamento a martedì.